La vicenda cattedrale è ormai nota a tutti, da più di 3 anni inagibile, le proteste non producono gli effetti sperati, un PRG fermo, il Comune di Agrigento che rischia il default, il Consiglio Comunale che decide di non decidere per quanto riguarda le aliquote da portare al massimo IMU e TASI, una situazione davvero di grande difficoltà per la politica nella città di Agrigento. Non posso se non dire è così. Io posso guardare al problema della cattedrale, potremmo intitolarla La storia infinita. L'unica possibilità che abbiamo è che cambiamo il titolo, La storia finita, perché finalmente qualcuno prenda quelle decisioni necessarie. E come anche poc'anzi ho detto e ho sempre ripetuto, questa lotta non è perché una chiesa si va chiudendo, è perché la cattedrale, che è segno, simbolo di una storia, di una ricchezza, se è così non può andare a chiudere, non possiamo rassegnarci che chiuda. In altre città hanno lottato perché la cattedrale resti sempre la cattedrale. Perché noi agrigentini dobbiamo dormicchiare su realtà come queste? La cattedrale di Agrigento, che ovviamente è un tema molto delicato, poi la povertà che avanza, la politica che non offre gli strumenti per fronteggiare queste sacche di povertà che avanzano anche nel territorio agrigentino, serve una scossa. Io credo che la scossa serva e serva, noi non possiamo sognare che costruiscono ceminiere qui, anche perché quelle costruite nel sud poi sono andate a chiudersi, ma io mi interrogo da semplice cittadino, la nostra ricchezza è la bellezza. E sembra strano che non riusciamo ad organizzarci per attirare più persone per la bellezza. Noi possiamo vantarci che il numero dei visitatori è aumentato. Sono aumentati i visitatori ai templi, ma la città non se ne rende conto. Ecco, la sfida che noi abbiamo lanciato alla città prendo il Museo Diocesano è per permettere ai turisti di arrivare sino a qui. E arrivare sin qui significa passare per Agrigento. Ecco che perché il turismo, l'agricoltura, che sono gli strumenti che il buon Dio ci ha dato, non dobbiamo attenzionare questo e figuriamoci se potremo riuscire a fare altro. Ha avuto modo di incontrare il commissario straordinario? No, onestamente no, ma non è colpa del commissario, non è colpa mia, sono stato fuori per impegni e per qualche giorno per cui ora sono rientrato e quindi sarà anche mia premura andarla a trovare. Cosa dirà? Che Agrigento ha bisogno di qualcuno che la guardi con benevolenza e con qualcuno che agisca perché il bene il bello possa venire fuori.